ambiguità che Gianni Toniolo, professore di storia economica alla LUISS di Roma, ci racconterà dell'avvento di quell'epoca che chiamiamo la prima rivoluzione industriale. Tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell'Ottocento successe in Inghilterra qualcosa di straordinario, destinato a cambiare per sempre la storia dell'umanità. Si tratta di quella che fu successivamente chiamata la prima rivoluzione industriale. C'è un quadro di William Turner, che è uno straordinario pittore inglese della prima metà dell'Ottocento, che, come sanno fare solo i grandi artisti, rappresenta più di 1000 parole quello che voglio dire oggi. Mostra cioè un piccolo rimorchiatore con un lungo fumaiolo dal quale esce un misto di vapore e fiamme che traina verso il disarmo la Téméraire, enorme veliero da battaglia reso ormai inutile dalla nuova tecnologia basata sulla macchina a vapore. Per comprendere la portata dobbiamo fare alcuni passi indietro, anzi molti passi indietro, nei secoli, nei millenni precedenti. Vedete, quando studiamo la storia, ne cogliamo soprattutto le vicende sociali, culturali, militari, politiche, soprattutto la nascita e il declino delle civiltà, insomma le grandi realizzazioni dell'Homo sapiens. Impariamo a conoscere le piramidi egiziane, ad apprezzarle, la Roma imperiale, rinascimentale, la Grande Muraglia, le cattedrali gotiche. Ed è bene che lo studio della storia ci faccia comprendere quanto grande e duraturo sia ciò che ha compiuto l'umanità. Ma questo studio della storia lascia in ombra la parte largamente maggioritaria degli abitanti della Terra, parlo del 70-80% di loro, che per millenni è vissuta in un modo sempre uguale. Di estrema povertà che si riproduceva generazione dopo generazione. Oggi, a meno che non andiamo nei luoghi più destituti del mondo, ci riesce difficile immaginare la condizione normale di questa maggioranza di uomini e donne, vissuta lavorando duramente solo per poter consumare una quantità di cibo appena sufficiente a sopravvivere. Sino a un paio di secoli fa, gran parte del genere umano aveva una vita breve, parliamo di 30-40 anni. Viveva in alloggi piccoli, freddi, malsani, si alimentava poco, con una dieta qualitativamente modesta, era analfabeta, aveva uno stato sociale immutabile. Ma perché questa grande, invincibile povertà? Vedete, per produrre le cose necessarie alla vita serve energia, lo sappiamo benissimo. Per millenni gran parte dell'energia necessaria è stata di carattere che possiamo chiamare, se volete, animato. Era prodotta da uomini e donne con la loro forza, magari accompagnati dagli animali che con loro vivevano. Se in una giornata di lavoro un essere umano produce solo il cibo sufficiente a fornirgli le calorie necessarie per lavorare il giorno dopo, si trova prigioniero di una trappola della povertà. Per uscirvi avrebbe bisogno di maggiore energia per produrre più cibo, ma non riesce a ottenere le calorie sufficienti per lavorare più a lungo o per lavorare meglio di come ha lavorato il giorno prima, come ha lavorato suo nonno, come ha lavorato suo bisnonno. Come si esce da questa trappola? Per uscirne bisogna disporre di una fonte di energia alternativa che consenta nella giornata di lavoro
di produrre una maggiore quantità di cibo, di abiti, di legna per riscaldarsi, insomma delle cose necessarie a rendere la vita un po' meno misera. Questa energia deve essere di carattere che possiamo chiamare inanimato. Deve cioè derivare dallo sfruttamento di forze naturali. Una soluzione, trovata fino al Medioevo, fu quella di sfruttare per esempio l'energia prodotta da una caduta d'acqua o dal vento, l'energia eolica, per aiutare a muovere per esempio le macine da mulino. Veniamo adesso finalmente alla protagonista della rivoluzione, destinata a cambiare il mondo, la macchina a vapore. Si tratta sostanzialmente di una camera, di un cilindro, come quello delle automobili, entro il quale si muove un pistone, grazie alla spinta di vapore ad alta pressione immesso al suo interno attraverso una valvola. Il vapore a sua volta è prodotto da una caldaia e il vantaggio dell'Inghilterra era quello di possedere ampie riserve di carbone a bassa profondità e quindi a basso costo. Fu un inglese, si chiamava Thomas Newcomen, a inventare nel 1725 un prototipo di macchina a vapore, poi migliorata dall'ingegnere scozzese James Watt e dall'industriale inglese Matthew Boulton, che riuscirono a trasformare il moto verticale su e giù del pistone in un moto rotatorio molto utile per le successive applicazioni sia nell'industria sia nei trasporti. Ma lasciamo stare i dettagli tecnici sui quali io non sono nemmeno competente a discutere e chiediamoci invece quale fu la caratteristica decisiva della macchina a vapore. Si trattò della prima tecnica a uso universale. Attenzione a questa parola. Che cosa si intende per questo? Semplicemente il fatto che alcune tecnologie, poche in verità, possono impiegarsi in campi molto diversi. Con la macchina a vapore si cominciò con le miniere, utilizzando come pompa per estrarre i gas nocivi dal sottosuolo, le acque nocive dal sottosuolo, e immettere aria per consentire ai minatori di respirare. Poco alla volta le macchine a vapore sostituirono le produzioni tessili e metallurgiche, quelle ruote mosse dalle cadute d'acqua delle quali abbiamo detto. Nel 1803, in Galles, una prima rudimentale locomotiva riuscì a battere in una gara di velocità un carro di uguale peso trainato da cavalli. Fu l'inizio di un utilizzo di questa macchina, della possibilità di utilizzare questa macchina nel trasporto. Nel 1807 l'ingegnere americano Robert Fulton fu il primo a usare la macchina a vapore in un piccolo battello fluviale che portava alcuni passeggeri. Passò un po' di tempo, poi nel 1829 George Stephenson creò la famosa locomotiva che lui chiamò The Rocket, il razzo, che poté essere prodotta in molte unità, tutte simili una all'altra, e consentì la diffusione del trasporto su rotaia, la ferrovia che fu una delle grandi protagoniste, evidentemente, di quest'epoca di grandi trasformazioni. Ci vollero però molti decenni perché la macchina a vapore si diffondesse nell'industria, nei trasporti, in agricoltura. L'agricoltura, la trebbiatrice a vapore, la troviamo ancora in alcune fotografie del Novecento, della metà del Novecento. Era un po' pericolosa perché le steppie sull'aia potevano facilmente prendere fuoco. In ciascuno di questi campi aumentò la quantità di beni prodotti dall'uomo nel corso di un'ora di lavoro o di una giornata di lavoro. Dall'Inghilterra la macchina a vapore si diffuse a poco nell'Europa continentale, diffondendo quella rivoluzione epocale capace di liberare l'umanità dal circolo vizioso della povertà che chiamiamo sviluppo economico moderno.
sviluppo economico moderno che cambiò irreversibilmente i ritmi della vita, i rapporti tra le classi sociali, l'organizzazione del territorio, la distribuzione delle risorse, naturalmente la distribuzione del potere e poi la cultura, il modo di interpretare la società, di vedere la natura. Attenzione, non vorrei generare equivoci. La prima rivoluzione industriale non fu un idillio. Per questo basta leggere Charles Dickens, La storia delle due città, per esempio, David Copperfield e altri suoi libri, per avere una rappresentazione forse ben più viva e coinvolgente della rivoluzione industriale di quanto possano fare i numerosissimi libri di testo che sono stati scritti in argomento. La macchina a vapore creò grandi fabbriche. Le fabbriche erano però malsane, affollate, attiravano sì masse di contadini con salari un po' più elevati, ma questi salari erano elargiti in condizioni di lavoro molto pesanti. 70 ore alla settimana erano la norma. E poi venivano impiegati anche bambini piccoli, 3-4 anni, privandoli tra l'altro del bene dell'istruzione. Le città crebbero di dimensioni, ma erano ancora in gran parte prive di fognature e quindi divennero il luogo ideale per la diffusione di malattie infettive come il colera. Alcuni, come il critico d'arte John Ruskin, lamentarono la bruttura dell'architettura, altri, Marx ed Engels, con il loro manifesto, denunciarono lo squallore dello sfruttamento. Naturalmente potrei lungamente dilungarmi su coloro che criticarono o anche lodarono questa situazione che si era venuta a creare. Con la manifattura i relativi commerci si arricchirono in molti. Si creò una forte e robusta classe borghese, ricca, depositaria di un nuovo potere, disprezzata dall'aristocrazia, che poi però la ricercava per le alleanze matrimoniali. Crebbe il numero dei piccoli borghesi, impiegati, artigiani, bottegai, ma nel complesso aumentò la disuguaglianza nella distribuzione del reddito, che cominciò a ridursi solo nell'ultima parte dell'Ottocento. Per concludere, l'inizio dello sviluppo economico moderno fu il più grande evento rivoluzionario della storia umana. Visto lungo una linea temporale millenaria, esso si realizzò nel tempo di un battito di ciglia. Ma per coloro che la vissero, che ne vissero l'origine, i primi sviluppi furono difficili, non ne trassero grandi vantaggi. Dovettero passare alcune generazioni perché si realizzassero le promesse di miglioramenti diffusi e irreversibili nel tenore di vita della grande maggioranza della popolazione. Ringraziamo ancora una volta la nostra maestra Lella Costa e il nostro maestro Gianni Toniolo. Le lezioni per oggi finiscono qui, ma noi ci rivediamo domani. Nel frattempo scrivete le vostre domande e curiosità sui nostri social. I maestri vi risponderanno perché la scuola non si ferma.